Eder. Mech. Pallister. Nel contesto dei nuovi e decisivi accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Trieste sul caso della morte di Liliana Resinovic, si apre una fase particolarmente delicata e potenzialmente rivelatrice per la ricostruzione degli eventi accaduti tra il giorno della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, e quello del ritrovamento del cadavere, il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex Op, nella periferia della città. Uno degli elementi che verrà sottoposto a nuovi approfondimenti è costituito dalle scarpe indossate dalla donna al momento del ritrovamento. Sebbene a prima vista possano sembrare un dettaglio minore, le analisi condotte in precedenza nell'ambito della perizia autoptica, eseguita dalla dottoressa Cristina Cattaneo nel febbraio 2024, avevano già evidenziato aspetti degni di nota. In particolare, era stata rilevata la presenza di terriccio compatibile con quello del boschetto in cui è stato ritrovato il corpo, ma anche la presenza, in attesa, di tracce di gesso. Quest'ultimo materiale, peraltro, non riscontrato sugli altri capi di abbigliamento della donna, potrebbe rappresentare un indizio fondamentale per stabilire se il corpo sia stato in altri luoghi prima di essere collocato nella vegetazione dove è poi stato rinvenuto. Secondo quanto riferito da un consulente tecnico vicino alla famiglia Resinovic, l'analisi delle suole potrebbe consentire di ricostruire, almeno in parte, il percorso compiuto dal cadavere dopo la morte. L'ipotesi su cui si stanno concentrando le nuove indagini è che Liliana sia effettivamente deceduta il 14 dicembre, ma che il suo corpo non sia stato depositato immediatamente nel boschetto, bensì vi sia stato trasportato successivamente, a distanza di giorni o addirittura settimane. La presenza di tracce di gesso rafforza questo sospetto. Si tratterebbe di un materiale non presente nel luogo del rinvenimento e che quindi suggerisce il possibile transito o la permanenza del cadavere in un altro ambiente, ancora da individuare. Per queste ragioni la Procura ha disposto una nuova tornata di accertamenti medico-legali, botanici, genetici, merceologici e dattiloscopici. Per quanto riguarda l'analisi delle scarpe, l'incarico è stato affidato al dottor Francesco Boscutti, esperto botanico, mentre per la parte della difesa di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, opererà la dottoressa Marisa Vidali. Le analisi si concentreranno soprattutto sui microresidui presenti sulle suole e potrebbero fornire importanti riscontri circa i luoghi frequentati dal corpo inerte della donna prima del ritrovamento. Oltre a queste indagini sono previsti ulteriori esami su altri elementi fondamentali. Particolare attenzione sarà rivolta al cordino del sacco della spazzatura nel quale era avvolto il corpo. Gli accertamenti merceologici dovranno stabilire in che modo sia stato tagliato e verificare l'eventuale compatibilità del taglio con una delle lame sequestrate durante le perquisizioni a casa di Sebastiano Visintin, marito della vittima e attualmente indagato per la sua morte. Visintin ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento e si è dichiarato estraneo ai fatti, ma la sua posizione è ora oggetto di approfondite verifiche da parte dell'autorità giudiziaria. Sarà inoltre effettuato un esame dattiloscopico su un'impronta guantata rinvenuta su uno dei sacchi della spazzatura. Questo dettaglio, finora rimasto sullo sfondo, potrebbe invece rivelarsi determinante per stabilire l'uso di guanti da parte di chi ha manipolato il corpo e quindi suggerire una volontà deliberata di non lasciare tracce biologiche o impronte identificabili. Tra i reperti che saranno sottoposti a ulteriori analisi figurano anche una fibra tessile di colore giallo, ritrovata sul corpo della donna, e alcuni peli estranei rinvenuti sul pube. Tutti elementi che, se correttamente interpretati, potrebbero aiutare a delineare un quadro più preciso del contesto in cui è maturata la morte di Liliana e soprattutto a capire se vi siano state manipolazioni del cadavere dopo il decesso. In questo contesto, un momento significativo dell'indagine sarà rappresentato anche dall'audizione di Claudio Sterpin, l'anziano amico e presunto amante della vittima, che sarà ascoltato dagli inquirenti il prossimo 23 giugno. Il suo contributo potrebbe offrire nuovi elementi sia sul profilo personale della donna che sulle sue abitudini e frequentazioni nei giorni precedenti alla scomparsa. L'insieme di questi nuovi accertamenti si inserisce nel tentativo di ricostruire con maggiore precisione non solo le modalità della morte della 63enne,
ma anche il trattamento riservato al suo corpo nei giorni successivi, cercando di chiarire se vi sia stata una messa in scena, un occultamento temporaneo o un successivo spostamento del cadavere. Ogni dettaglio analizzato, dalle tracce sulle scarpe ai materiali dei sacchi, dalle fibre ai residui biologici, potrebbe rivelarsi la chiave per risolvere definitivamente un caso che, a distanza di oltre 3 anni, continua a sollevare dubbi e a dividere l'opinione pubblica. Ermanno K è una figura di spicco nel panorama giuridico italiano, noto per la sua lunga e prestigiosa carriera nel diritto societario, bancario e in particolare nell'antiriciclaggio. Nato a Tromello nel 1950, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia e ha conseguito l'abilitazione professionale nel 1978 presso la Corte d'Appello di Milano. Cash carriera professionale. Dopo aver ricoperto per anni il ruolo di direttore affari legali e societari in diverse banche italiane, K ha fondato lo studio legale K & Partners a Milano. Lo studio è specializzato in diritto bancario, finanziario, societario, penale dell'economia e sportivo, assistendo importanti istituti di credito e società italiane ed estere davanti a tutte le corti, nazionali e internazionali. K è riconosciuto come uno dei massimi esperti italiani in materia di antiriciclaggio, con numerose pubblicazioni scientifiche all'attivo. Ha anche ricoperto il ruolo di presidente dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, IGI, e fa parte del consiglio direttivo dell'Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario, AEDBF. Legami familiari e coinvolgimento nel caso Garlasco. Ermanno K è sposato con Maria Rosa Poggi, sorella di Giuseppe Poggi, padre di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Da questo matrimonio sono nate le gemelle Paola e Stefania K, cugine di primo grado di Chiara. All'epoca del delitto le gemelle avevano 23 anni e, sebbene non siano mai state formalmente indagate, il loro nome è tornato alla ribalta con la riapertura delle indagini nel 2025. In particolare, una testimonianza ha riferito di aver visto una delle gemelle disfarsi di una borsa in un canale a Tromello, vicino alla casa della nonna paterna. Successivamente è stata effettivamente ritrovata una borsa contenente un martello, sebbene non coincidente con l'arma del delitto. Inoltre, sono stati depositati circa 200 messaggi di Stefania K risalenti all'epoca del delitto, che potrebbero offrire nuovi spunti investigativi. Intercettazioni del 2007. Nel 2007, durante le prime fasi dell'inchiesta, alcune intercettazioni telefoniche hanno mostrato l'avvocato K intento a proteggere le figlie dall'esposizione mediatica. In una conversazione con la figlia Paola, K avrebbe espresso preoccupazione per l'attenzione dei media affermando: «Vi stritolano, siete già su internet, fate ridere i polli». In un'altra intercettazione, K avrebbe discusso con la moglie dell'intenzione di incontrare un alto dirigente dell'autorità della privacy e alcuni deputati per attaccare Feltri e avere notizie su chi ha passato i verbali al giornale Libero, che all'epoca stava pubblicando documenti importanti sull'indagine. Vita privata e attualità. Oggi le gemelle K hanno 41 anni. Stefania ha seguito le orme del padre, diventando avvocata penalista e dello sport, collaborando con lo studio legale di famiglia a Milano. È membro della commissione disciplinare di varie federazioni del CONI e ha partecipato a eventi e convegni nel settore sportivo. Paola, invece, ha intrapreso una carriera nel mondo del food e del lifestyle, lavorando come content creator e food blogger. Attraverso i suoi canali social condivide ricette, consigli di moda e lifestyle, collaborando con diverse riviste gastronomiche. Nonostante le nuove indagini e le attenzioni mediatiche, né Ermanno K né le sue figlie sono mai stati formalmente indagati nel caso Garlasco. Tuttavia, la loro vicinanza familiare alla vittima e alcune circostanze emerse nel corso degli anni continuano a mantenere alta l'attenzione su di loro. Nel 2021, quando venne riaperto il caso di Nada Cella, la giovane segretaria assassinata il 6 maggio 1996 a Chiavari nello studio del commercialista per cui lavorava, emerse un nuovo e inquietante capitolo nelle indagini. Durante il processo a carico di Anna Lucia Cecere e del commercialista Marco Soracco, Daniela Scimmi, ex direttore tecnico capo biologo della Polizia Scientifica di Roma, ha ricordato che non ci vennero dati tutti i reperti che erano stati sequestrati all'epoca.
In particolare, alcuni oggetti appartenenti a un set da scrivania del commercialista, tra cui un portaombrelli con evidenti macchie di sangue, sembravano essere spariti dai materiali consegnati nel 1997. Secondo l'accusa sostenuta dalla PM Gabriella Dotto, Nada Cella fu aggredita non appena entrò nell'ufficio. La dinamica dell'omicidio, così come ricostruita, prevede l'uso di un fermacarte in onice, presente sulla scrivania di Soracco, come arma. Subito dopo il delitto, questo fermacarte venne rinvenuto in un armadietto della stanza della segretaria e così fu catalogato tra i reperti. Quello che rende il caso ancora più problematico è il fatto che, pur essendo stato conservato almeno fino al 2021, il fermacarte, insieme a un portapenne e al portaombrelli, risulta oggi mancante. Erano stati restituiti nel 1997, quando Soracco ne fece richiesta, ha spiegato Scimmi, ma quando nel 2021 li richiamammo per ulteriori analisi, ricevemmo soltanto un portapenne quadrato e un posacenere, componenti di quel set. Gli altri oggetti risultavano assenti, le scatole dei reperti erano vuote, ha aggiunto l'esperta. Oltre a questo inquietante vuoto nella documentazione fisica, nel 2021 le analisi portarono a trovare tracce di DNA sia sulla camicetta della vittima che sulla sedia in ufficio. Tuttavia, secondo quanto spiegato da Scimmi, tali reperti genetici erano di qualità pessima e non consentivano un confronto affidabile. Non venne riscontrato il cromosoma Y, ma data la scarsa qualità del campione, non potevamo dire con certezza che si trattasse di DNA appartenente a un'altra donna. È altresì possibile che i profili genetici siano stati inquinati dai soccorritori o da altre persone intervenute sulla scena, ha precisato l'esperta. Durante l'udienza fu sentito anche il medico legale Francesco Ventura, il quale, che al tempo dell'omicidio era ancora uno specializzando, fu successivamente incaricato dalla procura di rianalizzare i documenti e i reperti dell'epoca. Ventura ha evidenziato come la brutalità e la ripetitività dei colpi in testa, inflitti con uno o più mezzi contundenti, siano stati la causa del decesso. Il medico legale ha inoltre sottolineato che la dinamica dell'attacco fece sì che la giovane segretaria venisse massacrata mentre era a terra, offrendo così un quadro particolarmente crudo e inquietante delle modalità con cui avvenne l'aggressione. Nel complesso, il riaprire il caso di Nada Cella ha portato alla luce non solo criticità legate alla conservazione e alla restituzione dei reperti sequestrati negli anni 90, ma anche interrogativi circa la qualità e l'affidabilità dei campioni genetici raccolti, lasciando presagire che ulteriori chiarimenti e approfondimenti saranno necessari per ricostruire in modo accurato quella tragica vicenda. Fernanda Di Nuzzo non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di giovedì 29 maggio 2025 all'ospedale Molinette di Torino, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. Il giorno prima, mercoledì 28, la donna era stata brutalmente aggredita e massacrata a coltellate nel suo appartamento al terzo piano di un palazzo di via Moncalieri 47, nella borgata Gerbido di Grugliasco. Aveva 61 anni. L'autore dell'omicidio, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Rivoli, è il marito Pasquale Piersanti, suo coetaneo. L'uomo è stato arrestato poco dopo l'aggressione ed è attualmente detenuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato. A coordinarne l'arresto e le indagini è il pubblico ministero Paolo Scafi della Procura di Torino. Un femminicidio che ha scosso profondamente la comunità locale, non solo per la violenza con cui è stato commesso, ma anche per la figura della vittima, molto conosciuta e stimata nel suo ambito lavorativo. Fernanda Di Nuzzo, infatti, era dipendente del comune di Torino e svolgeva il ruolo di educatrice in un asilo nido comunale di via Collino. Amava il suo lavoro e lo svolgeva con dedizione, occupandosi quotidianamente dei più piccoli, conduendo la loro crescita e formazione in un contesto affettivo e protetto. A esprimere il cordoglio della città è stato il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, visibilmente colpito dalla tragedia. La tragica scomparsa di Fernanda Di Nuzzo ci lascia attoniti e sgomenti. Un altro terribile episodio di femminicidio che ci tocca ancora più da vicino, perché riguarda una persona che lavorava per l'amministrazione comunale, al servizio della nostra comunità. Desidero esprimere ai suoi familiari e ai suoi cari le condoglianze e la vicinanza della città di Torino, confermando il nostro impegno nel contrastare la violenza di genere.
Il dolore si è esteso anche a Grugliasco, il comune in cui la coppia viveva da anni e dove si è consumata la tragedia. L'intera amministrazione comunale si è mobilitata per esprimere solidarietà alla famiglia e soprattutto per prendersi cura della figlia della coppia. Secondo quanto appreso, la giovane era presente in casa al momento dell'aggressione, un dettaglio che rende ancora più drammatica la vicenda. Il femminicidio avvenuto ieri sera in una delle borgate della nostra città colpisce profondamente la nostra comunità. Hanno dichiarato il sindaco Emanuele Gaito e l'assessora alle pari opportunità Anastasia Rita Guarna. Avvenimenti come questo ci fanno comprendere quanto sia urgente e imprescindibile il lavoro da fare sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione. Dobbiamo collaborare con tutte le realtà del territorio per affrontare un problema che è prima di tutto sociale e collettivo. Siamo vicini alla figlia della vittima, alla quale va tutta la nostra solidarietà. Un'attenzione concreta è stata annunciata anche dalla vicesindaca Elisa Martino, che già alle prime luci dell'alba del 29 maggio ha attivato i servizi sociali e il consorzio Ovest Solidale, affinché venisse presa in carico immediatamente la situazione della figlia rimasta orfana della madre e segnata da un evento traumatico di portata devastante. Abbiamo contattato i servizi competenti fin da subito per garantire alla ragazza un supporto psicologico e pratico in tutti i passaggi difficili che l'attendono. Siamo in contatto con la famiglia e ci stiamo occupando di tutto ciò che potrà servire in questa fase delicatissima. Intanto, in segno di lutto e rispetto per la vittima, il sindaco di Grugliasco ha annunciato la volontà di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Fernanda Di Nuzzo. Appena avremo indicazioni ufficiali sulla data delle esequie, firmerò un'ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino. È un gesto simbolico ma importante, affinché tutta la comunità prenda coscienza della gravità di ciò che è accaduto e possa stringersi intorno alla famiglia di Fernanda. Fernanda è l'ennesima vittima di una spirale di violenza che non accenna a fermarsi. Una donna colpita nel luogo che doveva rappresentare rifugio e protezione, la propria casa. Con la sua morte si riapre una ferita profonda nel tessuto sociale e con essa si rinnova un appello alla responsabilità collettiva. Prevenire, educare, proteggere, perché nessun'altra donna debba morire così. Il sangue torna a scorrere sulle montagne di San Pietro di Caridà, al confine tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, dove da anni si combatte una guerra silenziosa ma implacabile per il controllo delle piantagioni di canapa indiana. Una terra aspra, isolata, attraversata da sentieri tortuosi e circondata da boschi fitti che si prestano perfettamente a nascondere attività illecite e imboscate mortali. In questo scenario è andato in scena, giovedì 29 maggio, l'ennesimo atto di una faida feroce che oppone due potenti casati dell''ndrangheta calabrese, i Morfei e gli Oppedisano. La vittima dell'ultima esecuzione è Michele Vallelunga, 27 anni, ritenuto vicino, se non organico, alla cosca Oppedisano. Il giovane è stato ucciso mentre si trovava in una zona montana del comune reggino, probabilmente impegnato in lavori agricoli o legati alla sorveglianza delle coltivazioni. I suoi assassini, un commando composto, secondo i primi riscontri, da 2 sicari professionisti, lo hanno colpito con fucili a canne mozze, esplodendo diversi colpi che non gli hanno lasciato scampo. Accanto a lui si trovava il cognato, rimasto ferito, ma secondo le prime informazioni non in pericolo di vita. Il luogo dell'agguato, una contrada impervia difficilmente accessibile anche ai mezzi delle forze dell'ordine, rende immediatamente chiaro il contesto. Un'azione studiata nei minimi dettagli, pianificata per colpire e scomparire nel nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'area e stanno ora attendendo l'arrivo del magistrato di turno per i rilievi del caso. Il nome di Michele Vallelunga, come quello della sua famiglia, era già emerso nelle cronache locali, anche se non direttamente associato a ruoli apicali. Ma nel mondo della criminalità organizzata calabrese, soprattutto nelle aree rurali, ogni legame di sangue e affinità familiare può trasformarsi in un bersaglio. E Vallelunga, raccontano alcuni conoscenti, avrebbe dovuto sposarsi proprio il giorno successivo all'agguato, venerdì 30 maggio. Un progetto di vita stroncato da una vendetta mafiosa che non lascia spazio a redenzioni né pause.
Quella che gli investigatori definiscono ormai la faida dei boschi affonda le sue radici in un'economia illegale quanto redditizia. La coltivazione e il controllo dei terreni destinati alla canapa indiana, il cui raccolto rappresenta un affare multimilionario per le cosche. In un territorio difficile da presidiare, con zone boscose che si estendono per chilometri e offrono riparo ideale per piantagioni clandestine e nascondigli di armi, le regole sono dettate dagli equilibri di potere fra famiglie e ogni sconfinamento, reale o percepito, può innescare una reazione sanguinosa. Non è il primo omicidio legato a questa faida e con ogni probabilità non sarà l'ultimo. Negli ultimi anni San Pietro di Caridà è divenuta teatro di una serie di omicidi agguati che, pur avvenendo lontano dai riflettori, hanno tracciato una chiara geografia del potere criminale locale. Le famiglie Morfei o Pedisano si contendono da tempo il controllo delle rotte, dei terreni e delle manovalanze, in un contesto in cui il silenzio degli abitanti è spesso imposto dalla paura e dalla complicità. Intanto gli inquirenti, che da tempo monitorano gli spostamenti e gli assetti delle due consorterie, cercano di ricostruire dinamiche mandanti, consapevoli che in questo tipo di delitti il confine tra l'omicidio punitivo e l'eliminazione preventiva di un rivale è spesso sottile. La morte di Michele Vallelunga potrebbe rappresentare non solo una vendetta, ma anche un messaggio diretto agli avversari. Il territorio, almeno per ora, non è neutrale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.